Bene, sono le 7:08, sono quota 1100 metri circa. Causa divieto, lascio la macchina e proseguo i piedi, direzione Monte Tersadia, 1950 o circa 900 metri di slivello, 3 orette di salita. Ok, tutto a posto, proseguiamo. C'è fisso lungo la via, ecco qua la nostra cima. Proseguiamo per una bellissima strada, in parte asfaltata come qua. Una stupenda faggeta ci accompagna lungo la salita. Magnifico cardo. Siamo in vista di una casera, poi verificheremo di quale si tratta. L'Antenna del Sernio, con la sua cresta. La Mariana nella nebbia. Di Cardi. Questa casera è a 1400 metri circa di quota, poi vedremo di cosa si tratta. Cartello segnaletico, Monte Tersadia, ora 1:15. Sacomo del Sernio. Poi vediamo questa che casera è, siamo a 1600 metri, appena lasciato la zona del cartello segnaletico. Questa è la cima, adesso dobbiamo trovare il sentiero che sale, probabilmente quella diagonale lì che va su di traverso. Va bene, cerchiamo il sentiero che qui non è molto segnalato. Bellissimo sentiero d'avvicinamento alla vetta, direi che è una mulattiera militare, troppo bella. Stradella di là va alla casera Cucco, che non ce ne frega niente. Pianura con la foschia, solito panorama del Sernio, controluce, 8:37. Bellissima sassifraga. Un ragno potente mi sbarra la strada. Ecco il paese. La possente mole del Sernio, ovvero Cretinat, la bellissima mulattiera che mi sta portando verso la cima, mai più non lontanissima. Prosegue il sentiero a mezza costa, sempre molto bello. Casere.
Sono arrivato su una specie di sella, il sentiero prosegue di traverso, Monte Cucco, strada di avvicinamento. Piano di accesso alla cima, coperto di mughi, proseguo per le mulettiere. Ed eccoci finalmente in vista della vetta. Peccato che il controluce mi copra. Ed eccoci la grande croce di vetta del Terzadia, praticamente 2 ore e mezza scarsi dalla partenza. Bene, Madonnina. Di 4-5 metri più alta ed è alle spalle della croce della Madonnina. Adesso sto salendo fino all'ometto trigonometrico. Ed ecco il punto trigonometrico che indica la vetta, che lo metto. Panoramica a 360 gradi. Purtroppo siamo in controluce col gruppo del Sernio. Simboli della vetta. Bene, bella salita, non molto faticosa, direi remunerativa malgrado la mancanza di profondità di campo del panorama, in quanto molta caligine, comunque tutto ok. Cresta carrozzaria, di là. E il Sernio davanti che le fa da contraltare. Creta del Serenat. Paese di partenza. Più o meno è lì che c'è la macchina. Beh, come salita non c'è male, quasi 1000 metri di slivello. Bisogna dire però che il sentiero è fantastico. Prima la stradella e poi il sentiero molto bello. Adesso sospendiamo le trasmissioni e vediamo di mangiare qualcosa. Probabilmente questo era un fortino, era qualcosa di militare, di cui rimangono solo queste tracce. E adesso faccio il giro della cima per vedere un po' se c'è qualche altra struttura militare sull'altro lato. Sono ritornato sulla vetta trigonometrica. Paolaro sotto di noi.
Su questo versante la montagna strapiomba. Bene, 10:21, vi carico lo zaino e cominciamo la discesa lentamente. Bene, mi sono affardellato, 10:24, cominciamo la discesa. Un saluto alla Madonnina del Terzadia, cominciamo a scendere pian pianino. Sicuramente resti di qualcosa di militare, una trincea di fuga. Trincerone di vetta, anzi no, di cresta. Superiore sostenuto da muraglione. Le maghe sotto di noi. E dove abbiamo la macchina più o meno. Oh, sono sceso a Caselle Mavedan Alte, solito serio davanti a noi, sempre in penombra, vallone di salita. Rieccoci alle caselle Vamenan di sotto, caselle 4004, 11:50. Magnifico cardo alpino aperto. Il bruco bruca. Speriamo che non mi si ribalti contro.
si dà da fare, eh. Splendida farfalla. Sua Maestà il re della Val Incaroio, Creta del Serenat, comincia a disvelare i suoi segreti. Sto ancora scendendo lungo la strada asfaltata per arrivare alla macchina. Oh, arrivo alla macchina, fine della gita a Tersadia, fine della trasmissione. Il Sernio si è denudato di tutta la foschia che aveva addosso e sta disvelando tutta la sua bellezza. Un vecchio oratorio, vecchia chiesa qui sul colle, mi pare San Martino. Cimitero ai piedi del Serenat. Tutta la cresta. Questo paese è l'Ovea. Anche lei che sul piccolo Camposanto. Bellissima sta valle.
tipica donna carnica con la gerla raffigurata qui. C'è il Cristo della chiesetta. Bene, abbiamo fatto anche la pausa culturale, scendiamo a valle. Mi sono bevuto una fresca biretta qui in questo delizioso bar con vista del Sernio, che è tutto birre. Ecco il Sernio illuminato in maniera da poter leggere ogni suo dettaglio. Ecco le cengi alte. Allora, le faccio una ripresa, anche lei la saluto. Arrivederci, Arrivederci. Mandi. Ciao. Ciao. Auguri. Grazie. La montagna di questa mattina, qui si intravede la cima con la via di salita. Torrente Chiarso. Adesso vado a pucciare i piedi e nessuno mi toglie una bella rinfrescata. Il grande Sernio che domina tutto. Bene. Andiamo a pucciare i piedi. Oh, che godimento! Che godimento! Lussurioso! Pucciare i piedi nell'acqua fresca. Godimento lussurioso. Ovvero perfetta letizia. L'acqua se ne va verso il mare. Portandosi dietro un po' del mio sudore. Panoramica del Plauris visto dalla Catale sotto. Su destra Chiampon. Corridor.